Bifamiliare con garage, magazzino e giardino a soli 85.000 euro. Ci troviamo a Cavarzere, più precisamente in località San Pietro, e oggi vi proponiamo in vendita una bifamiliare disposta su 2 livelli con garage, magazzino e un ampio giardino privato. Prego, cancelletto pedonale. Qui poi abbiamo l'ingresso per entrare nell'abitazione con una piccola veranda. Qui è stata fatta una copertura, una tettoia, e con sopra i pannelli fotovoltaici che poi si vedono anche dal drone. Qui abbiamo la parte retrostante che in realtà è anche la parte più ampia del giardino. Impiantistica: attualmente c'è una caldaia a condensazione che funziona e c'è anche già la pompa di calore che però deve essere ancora collegata. Poi per quanto riguarda il carraio, ce l'abbiamo qui, un piccolo posto auto diciamo per la macchina, e abbiamo un garage di 14 metri quadri, un po' rustico ma insomma non è male, si può utilizzare come magazzino. Questo è proprio accatastato in C6, quindi come garage, e in parte abbiamo un C2, quindi un magazzino, che può diventare una cucina magari estiva, insomma comunque uno spazio di deposito. Quindi c'è questa stanza ampia e poi di qua si passa ad un altro locale un po' più piccolino che comunica con la tettoia dove c'era la macchina. Andiamo sulla parte retrostante, gli annessi, e qui abbiamo il nostro orto. Pomodori, melanzane, li ho trovate qua da qualche parte. C'è tutto. Se vi fa piacere mantenerlo e continuare a lavorarci, bene, altrimenti si potrebbe fare giardino. Prima di entrare vi faccio vedere, qui abbiamo anche le batterie di accumulo per il fotovoltaico, inverter e il contattore. E avete anche i serramenti che sono stati rifatti assieme anche alle tapparelle. Qua sotto abbiamo il reparto della zona giorno con cucina separata dal salotto, un piccolo ripostiglio sotto scala che non fa mai male, e io direi partiamo dalla cucina. Eccola qua, abitabile, con la sua finestra, siamo praticamente sotto la tettoia dove c'era il fotovoltaico. Gli attacchi della cucina sono lungo questa parete, quindi si potrebbe studiare o tutta lineare oppure si potrebbe fare proprio una cucina a L con tavole e sedie appunto nella parte centrale. Per quanto concerne il salotto, si può entrare sia dalla cucina che dal disimpegno. Entriamo da qua. Però volendo che, visto che c'è appunto questa disposizione, qui secondo me avrebbe senso magari studiare una zona pranzo, quindi magari mettere appunto un tavolo da pranzo, e dalla parte opposta studiare invece la zona dedicata al salotto, aria condizionata già installata. E poi ritorniamo in cucina. Qui c'è un ulteriore spazio locale che porta all'esterno, quindi dove c'era in pratica la piscina, e all'interno di questo locale loro hanno chiesto l'autorizzazione in comune per creare un bagnetto. Difatti qua è rimasto tutto in sospeso, poi se chi acquista vuole fare un bagnetto anche qua sotto è possibile farlo. Questa è un po' l'unica pecca, che non c'è un bagno al piano terra, quindi per il bagno bisogna andare su al piano superiore. Qua sopra abbiamo 3 camere, di cui 2 sono matrimoniali, questa è la prima. Seconda camera matrimoniale, tra l'altro questa è veramente molto grande, con aria condizionata all'interno, e camera più piccola, che comunque è una bella media come dimensioni, che loro usano in questo caso come studio o cabina armadio, e avrebbe l'accesso ad un piccolo terrazzino con capottina nuova appena installata. Faccio vedere più da vicino i serramenti, che sono nuovi, e anche le tapparelle, anche queste sono tutte nuove. Il bagno è stato rifatto a dicembre. Qua dietro c'è l'attacco per la lavatrice e box doccia molto grande con water, tra l'altro è anche sospeso. Riassumendo, ci troviamo in località San Pietro a Cavarzere. Vi proponiamo in vendita una bifamiliare disposta su 2 livelli, una metratura di ben 120 metri quadri, più garage e magazzino. Abbiamo comunque un bel giardino privato, la casa è stata sempre ristrutturata nel corso degli anni, tetto rifatto. Per quanto riguarda l'impiantistica c'è fotovoltaico, batterie di accumulo e caldaia a condensazione, con predisposizione anche per la pompa di calore, e il prezzo richiesto per la casa con mobilio da accordare è di soli 85.000 euro, solo con MS Immobili.